Sono molte e diverse le motivazioni che possono spingere le persone a emigrare, andare a vivere in continenti diversi, a contatto con persone e ambienti sconosciuti. Quello che è certo però è il legame che sempre si mantiene con la terra d'origine e con la lingua madre. Gli esseri umani possono andare a vivere in luoghi lontanissimi, ma il cuore resta sempre radicato nel posto in cui è nato. E Noemi e Edoardo, insieme agli amici della Sociedad Friulana di Buenos Aires, ce lo dimostrano. Allora, io sono Eduard Dino Baschera, che come ho saputo che è Baschiere con la C lunga, però negli scarti è Baschera. Sono nato a Buenos Aires dal 1961 e mio pari è venuto in Argentina dal 1947, dopo la guerra, no? Papà è nato dal Cistiel di Breccia. Perché non perché fosse la famiglia nobile, sino il nonno di papà era il maggiordomo per 60 anni, perché lui era stato lì quando era già 11 anni, e sono venuti quando lui era 76 in Argentina. Bon, io sono Noemi Salva. Mio pari è nato a Tortorici, provincia di Messina, in Sicilia. Mia madre è nata a Faramontaus, Galizia, in Spagna. Io sono furlane per amor, perché mi sono sposata con un figlio di Furlan. Però il miglior amico di mio pari è anche Furlan. Lui è di Praponnizza, Donje Drenchia, proprio quasi da Slovenia. E io ho conosciuto il Friul quando avevo 15 anni, quando sono là in Europa e ho conosciuto gli nonni che ieri anche mo vivis. Mio pari mi ha menato a conoscere il paese del suo amico. Allora sono stata in Friul dal 1978, che ieri anche mo gli screpis te schiassis e noi sono stata a Cividad, perché la famiglia è a Cividad, a Cividale, e a Udin. E allora sono stata lì col Friul fin da piccole e noi ho conosciuto Edoardo, si sposasse e quando lui ha fatto il presidente per prime volte della società Furlan di Buenos Aires ho capito che ho scugniva di imparare il Furlan, perché sennò tutto sei fur perché tu c'avevi un Furlan lì dal focolare, allora noi mi sono mettuto tal chiaf di impararlo e boh. Allora giusto il piacere di grandiose di lavorare qui in questi anni. Io sono là in Valresi e dopo anche in varie zone dal Friul, di là da Laghe, quindi zone di Tramonti. Lì che ho intervistato, io sto intervistando anche persone di una certa età, quindi le raccolte anche di arbis come il Mag di San Juan, ecco, tutti che robi qui, noi stiamo inserendo un po' di recuperalis. E non splasaresse adesso di qua, svuati magari che ho scontato i vostri genitori, o i vostri nonni, o se sapete di qualcuno che ha recuperato questi robi, perché se li svesi la vuotri, è come se non potessi intabaiare con persone che ormai purtroppo non sono più, perché varessero in 100-150 anni, no? Sì. Beh, quando è nato mio pari, è nato
mi dicevano che lui ieri è nato con la chiamese. Oh, Il 24, il Sì. 24 a Nadal. A Nadal, sì. Che gnot Proprio lì. proprio che gnot dal 1933, no? Alle nasut proprio a Miesegnot. Ma dai, bellissimo. Le Allora, chiamese l'hanno tenuto? Le chiamese l'hanno tenuto? No, no credo, no, credo, no, non hanno conservato la chiamesa. No, L'hanno no, buttata no. via. Sì, dopo la me bisnone, la Mari di Menone, e ieri sempre amiche con la contessina, con Ivana Savornian, no? Allora, quando Ivana Savornian ieri già malata Le guerre, no? Sì, Che si no, muore. sì, no, prima. Prima delle guerre? Sì, sì. E ieri ha domandato a De Talmo Pirzoviro, il figlio, che quando è arrivata la ora, Pina Codutti, il nonnino, me bisnone, Di portarla? sì, di portare proprio d'ogni de tombe, no? Degli. Allora loro com- sono lì. sono lì, o hai la fotografia perché è un mausoleo dai Savornians e è anche me bisnone. Ise dentro quindi tal... Sì, 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 te sì, to- sì, ah, però, i dentro te tombe qui savorniani. sì, sì, sì. Allora ho inchiappato un fine settimana e parla in Friuli. Lui non conosceva Friuli. Dall'anno 2006, no? 2006, sì. E quando si arriva, ho inchiatato queste storie, no? Più grandi, dice che non sapevi, perché non sanno, no? O dovevi là, no? Perché che se ne vuole anche ne vuole storie, perché alla di fa con suo pari. Lui, il pari, e ieri vi è mancato da anni. Sì, del E no, 1997. Sì. Però, quando si arriva a Udine, io ieri, 30 anni che noi ieri a Udine, anche noi abbiamo Masseo Udine quando tu hai 15 anni. Allora, quando si arriva lì, che lui guidava, la prima volta a guidare in Italia, in un momento lui l'ha veduto moroso, ha detto, questo è il paese di mio padre, ho quindi là. Allora, mi cominciava a girare, anche tu arrivi lì, questi stondis, no, furlani, che sono un grum, come sono anche molti più. Sì, e per altri hanno son come noi eri in quel momento lis Il tonton, svoltis, ma no? neanche il tonton, non avevi noi. Allora, non sai, c'è molto che ho sin No, io no, ho pensato che le sta so pari che non sa portare, perché non avevi noi, ho vinto une fotografie dall'anno 45 in bianco e neri, dove si vedevi gli sporti, i portoni, pardon, dal Cistiel, e dal pit di fotografie, ve ne stai quasi fuori dalle foto, si vedevi gli rovini, sì, il Cistiel che come alle ripiat, no? Perché sì, in che momento, sì. Sì. E si vedevano gli arbui morali, Sì, sì. ciprese, no? Sì, sì, sì. Allora io avevo la fotografia, lui al guidava, ieri, la spovi in capito che ieri, no? Ma ieri in che strade, no? Che faceva dai colli sfurlani e via lì, sì? E quando in un momento hai detto, che si vede dei moras, anche te fotografie, o quindi si era qui, hai detto, no? Però Qual è il stradone, no? Che ti porta dal che ti Cistiel, porta però dal Cistiel. alle stesso pari a guidare, perché non lo sapevi nulla, non avevi nulla. Quando si arrivava, la strada faceva così, no? Quando la strada cominciava lassù,
e si inquietas davanti al portone a color di fotografie. Sì. Lui alla fermare la macchina Sì, e la cominciava a ir. vai, sì. E ieri sta proprio sopra a guidare. Io no penso in che. Salve, salve Domum, di lavorator. Salve, indoneste, salve, pensador. Il Friul, di lontan, ma non di dai Furlans al nord. Noi, dal punto di vista delle tradizioni, no, vino un gruppo di persone che sono, io ti avevo contato l'altra volta, che sono su te famose furlani, che sono su anche se fossero in Friuli, perché se impari a mare e tu ci facevi in Furlan, i frutti si facevano in Furlan finché dovevi venire a scuola, no? La comunità furlana in Argentina è sparniciata in tutte le province. Pardabone, tutti chiati furlans dappertutto. Ieri questo uomo che si chiamava Albino Torre, che aveva vendeva insaccati, che ha scritto un gruppo di Milotis, perché lui scriveva i Milotis. Sì, per altri all'ere quel che l'ha fatto con Rodolfo Kubik, che opere la prima o la sole, sì. La Uniule. Opere per Furlan che si chiama Babilotta portate dal Vint, non sai se la conoscete. No. Bon, Babilotta, Rodolfo Kubik, lui è nato a Pola, però quando aveva 3 anni l'ha portata a Ronchis dei Legionari. Allora lui diceva di Jesse Furlan. Sì? E allora lui alla Stin Fevelan che si sono fatti a più di 5-20 anni della sua nascita. E lui ha studiato musica lì a Udin, poi ha fatto anche a Vienna. Allora loro si sono chiamati, non mi penso secondo un predi, non mi penso come, e sono venuti in Argentina. Stin Fevelan dall'anno 1927, perché sì. era venuto proprio quando la società furlana Sì, lì sta fatta, sì. E noi, queste comunità, no, sempre fai che, perché se tu fai ski a Buenos Aires, che è la comunità italiana più grande dell'Argentina, perché in tutte le province sono italiani, no? Sicuro. Però a Buenos Aires si dice che l'80% dei Intel è sangue italiano. Dove hanno un nonno visto, no? In queste comunità italiane i più conosciuti sono i calabresi, perché sono un gruppo loro anche, no? Viene avuto un presidente che è Macri, che è di fame calabrese. Però quando tu cominci a sgarfare no? I cognomi, e tu capisci che sono un gruppo, però veramente un gruppo, i furlans qui a Buenos Aires, che anche che neanche al sa di Jesse Furlan. Eu sono aquí de parte de Sociedad Furlana de Buenos Aires
E perché spietin che vengono le persone a fare le attività in tenone, o approfittin a fare auguri alle patrie dal Friuli. Buon compleanno Friuli! E ogni 4 di settembre qui in Argentina si fa la festa per i migranti di tutto il mondo, no? Non come italiani, perché gli italiani hanno la sua festa il 3 mai, no, 3 giugno, il 3 giugno, e è la festa dei migranti italiani, però tutti i migranti, che a parte dentro i giapponesi tutti, si fa il 4 di settembre. E l'anno passato che la società furlanese si era ho pensato di fare una riconoscenza o fare conosci la testimonianza della INT che perché sta anche la società furlane fa 95 anni, so ben quasi tutte no, INT di tutte le età. Ahí va. Allora, yo soy María Traina, nacida en Barce, quindi en Armas, Frazione di Barci. Yo soy de Argentina, soy nacida al 20 del 4 del 33. Andy, o soy Augusto Bornanchín, o soy nascut a Buenos Aires e ho 48 anys. Mio pare, Tunin, aliere nascut a San Miguel d'Altiliment, dal Friuli storic. Ale emigrat in Argentina dall'anno 1949. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emanuela Gabriela Esperanza. Los apellidos friulanos son Turquet y Perín. En este libro están los apellidos. Nací el 3 de mayo de 1944 en Cordenons. En ese momento era Udine y después pasamos a Pordenone. Esta es de Cordenons. Esta es de Cordenons. O soy Galliano Remo de Agostini, o nasei a Tresesin, in provincia di Oden. Con la mia famiglia, il destin mi impone di emigrare in Argentina. Arrivai al Poar di Buenos Aires ai 4 di agosto del 1952. Ciao, sono Nelida. I miei genitori mi hanno portato in Argentina nascosta dentro la pancia di mia mamma Rosina. Ci vediamo presto. Mi padre Guillermo Beltrame nació en Italia, en el Friuli, en el pueblo de Mortegliano, situado a 15 kilómetros al sur de Udine, en el año 1895. Con 18 años emigró solo a la Argentina y llegó a Buenos Aires en enero de 1914. Ho ben fatto, perché sono stati soldi, no? No, avevi un marchiato di Nadal dai primi di dicembre. Allora i fantasmi hanno detto, no, sì, fa sì, no? Dove il chiappa perché fa ma se chialta chi a dicembre, no? Allora, si sono, Valeria e mie figlie, ha fatto la maschera, no? Inta, il trucco, la truccata int, e la sua mia la fa i quarts, no? E ieri ho un vestito di soldato romano, perché lui piaceva vestirsi così, allora sono là, dal Borg, una domenica, il 6 di dicembre, a Zirà, anche Krampus, e domandavi, no? Guardi, se fa senso, no? E che stia diceva, vignit, che andiamo un mercatino lì, la società furlane. Allora mi fa conoscere il Krampus, no? Che viene anche, no? Perché
Che queste tradizioni, per esempio, dai Krampus, qui non ieri il riguardo, nessuno lo sapeva. E per altri sono che sono carnieri, sì, però... Sì, però non è che conoscevi massa. Beh, io come saluti cultura, perché proprio sono stato contento di aver sentito, e però se mi facesse un bel saluto in furlan, molto così lo sentì, e magari anche una frase in argentino, sì, in spagnolo, che così noi otteniamo come anche riguardo di questi incontri. Bene, mandi a tutti i furlans, a Torpalmont, y muchas gracias por escuchar las voces de otros friulanos. Mandi fantats, si vedin in tune altre volte. Gracias a todos por escucharnos y por Es importante para los friulanos fuera de Italia ser reconocidos porque siempre nos dicen el Friuli se ha olvidado de nosotros. Ale más importante para i furlans che sono fuori d'Italia e essi riconosciuti dai furlans che sono in Friuli a Chiemont. Grazie a tutti. Ho invidia a tutti gli stioni, che mi accompagnano a cantare queste canzoni. Di sicuro leveranno cinture e cantare tanti soldi. Se io resto di marità. Se io resto di marità.